Seconda corsa dall'Arcoveggio, un confronto per 3 anni sul doppio chilometro. All'1 Gaddo, Maurizio Cheli, 2 Ganjoz, Lorenzo Baldi, 3 Granada SLM, Andrea Farolfi, 4 Galles dei Greppi, Antonio Greppi, 5 Match Point, Alessandro Gocciadoro, 6 Gemma degli Dei, Pietro Gubellini. Macchina che inizia a prendere velocità, parte forte Gaddo che tiene il comando, all'esterno ci prova Match Point che però sbaglia anche Gaddo, Granada SLM prende la testa, si installa al comando, in seconda posizione Ganjoz, all'esterno avanza Gemma degli Dei, Granada SLM che sembra concedere strada, vista anche probabilmente l'incertezza dell'ultima falsa partenza. Andrea Farolfi corre in maniera conservativa, lascia sfilare Gemma degli Dei al comando, Granada SLM in seconda posizione, poi Ganjoz, quindi Galles dei Greppi, mentre si sono ricongiunti Gaddo e Match Point dopo la breve rottura in partenza. Passaggio dei 400 metri in 38, all'avanguardia Gemma degli Dei nei confronti di Granada SLM, riduce ora drasticamente il ritmo Pietro Gubellini, tanto che Alessandro Gocciadoro dall'ultima posizione sposta con Match Point e risale 17,2 la curva di destra. Gemma degli Dei in vantaggio, all'esterno arriva Match Point, va a fare la seconda pariglia Gaddo, seconda in corda è Granada che precede Ganjoz, alla retroguardia Galles dei Greppi. 1,4 il primo giro di corsa, con Gemma degli Dei che vede arrivare al suo esterno Match Point, in corda Granada SLM con all'esterno Gaddo, poi Ganjoz con in scia Galles dei Greppi. 19,2 il primo chilometro, Gemma degli Dei è messa sotto pressione da Match Point, in corda Granada SLM, in pariglia Gaddo, poi Ganjoz, 14,4 davanti alle tribune. Si va svelti ora dopo un chilometro tranquillo, Gemma degli Dei in vantaggio, in seconda posizione Granada SLM, all'esterno Match Point con in scia Gaddo, terza in corda e Ganjoz, curva di destra passata in 14,8, Gemma sempre in vantaggio, Match Point accanto a Granada, poi Ganjoz con accanto Gaddo, quindi Galles dei Greppi. A 450 dalla conclusione continua a guidare Gemma degli Dei, la frazione della retta di là in 15,1, Pietro Gubellini cerca di fermare il più possibile per non far sgabbiare Granada SLM, Ganjoz anche lui terza in corda, chiuso, Match Point soffre all'esterno e non è un fattore per la vittoria. Gemma degli Dei ora deve andare perché Granada SLM ha la destra libera, accelera Gemma degli Dei che mette in difficoltà sull'accelerazione secca Granada che prova a tornare sul passo, ma Gemma degli Dei gli ha rubato 1,5, Granada ci prova all'esterno, in vantaggio Gemma degli Dei, Gemma degli Dei che nel finale porta a casa il successo nei confronti di Granada SLM. Al terzo posto Ganjoz, 30 ad arrivare, 1,16,7, c'è un minuto per gli ultimi 800 metri di corsa per la vittoria in coast to coast di Gemma degli Dei. Pietro Gubellini per il training di Fausto Barelli, i colori della scuderia Patti, vince la figlia di Varenne in percorso di testa, sfila su Granada SLM e la tiene in rispetto fin sul traguardo. Al terzo Ganjoz in numeri 6-3-2, l'ordine d'arrivo della seconda.